Niente, il quarto giorno di No, ma non è... registrare. È per registrare. L'ho detto. È il quarto giorno di campeggio contro l'occupazione militare. Oggi ci sarebbe dovuta essere l'assemblea popolare con i Lanuseini e gli Ollastrini. Forse questo potrebbe essere un momento ancora prima della plenaria per andare a registrare qualcosa che è andato e qualcosa che non è andato rispetto al campeggio. Secondo me sono stati 4 giorni per essere il primo con un'organizzazione ottima, ci sono stati dei tavoli di lavoro assolutamente positivi che hanno prodotto e che stanno producendo molto. Quello che magari appunto anche con l'assemblea di oggi, visto che la Nuseini insomma di zona ci sono poche persone, è capire invece e metterlo qui alla berlina, diciamo, quali sono stati dei passaggi insufficienti ed evidentemente il lavoro sul territorio deve essere aumentato. Qualcosa che a mio avviso è anche un po' fisiologico, nel senso che è un nuovo ciclo di movimento con un'assemblea nuova che parte soprattutto da militanti di ogni estrazione e che però si prefigge di andare a intercettare gli strati popolari insomma i vari strati della popolazione. Per cui ancora questo passaggio non c'è stato e probabilmente dobbiamo fare questo lavoro qua in vista, non so, di un prossimo campeggio l'anno prossimo in questa zona, lavorare per tutto l'anno in maniera tale da creare uno strato di popolazione che già che partecipa e che organizza il campeggio insieme a noi. Io passo la parola a Nadir, che è consigliere comunale di Lanusei, che ci ha dato una mano grossa per l'organizzazione del campeggio, e sicuramente su come entrare all'interno dei paesi del territorio in questa zona qua, perché magari si ricollega anche a un discorso che abbiamo fatto nei gruppi di lavoro, soprattutto sulla comunicazione, cercare di entrare all'interno dei territori cambiando il messaggio a seconda del territorio, quindi in Sulcis arrivare con un discorso, in Ogliastra arrivare con un altro discorso. Ciao a tutti, sono Nadir Congiu, per chi non mi conoscesse. Innanzitutto vi voglio ringraziare tutti quanti per tutto il lavoro bellissimo che state facendo al Bosco di Seleni, perché secondo me voi oggi, in questi giorni, avete veramente fatto un atto, passatemi il termine, rivoluzionario, nel senso che per la prima volta io alla Nusei ho assistito alla popolazione che purtroppo ora qui non è presente, che però ha visto veramente con piacere, ha cercato di partecipare in ogni maniera possibile all'attività del campeggio. Non so quanti di loro abbiano magari partecipato ai tavoli di lavoro, però ho notato anche girando nel paese appunto che la gente era sorpresa un pochettino, anche perché non nascondiamocelo, spesso si fa di noi persone che lottano contro l'occupazione militare o che toccano altri temi magari un po' caldi, si fa una narrazione sbagliata, quelli sono quelli che vanno a inquinare, invece noi li abbiamo fregati, avete pulito il bosco e quello è stato un gesto apprezzatissimo del quale vi ringrazio. Magari voi siete quelli che andate a fare solo casino, invece noi abbiamo fatto giorni di analisi, elaborazione politica, cercando di coinvolgere maggiormente possibile la gente del posto. Allo stesso tempo voglio comunque anche un pochettino chiedervi scusa, perché sinceramente oggi qui pesano forse un pochettino più le assenze dei miei compaesani o le persone del territorio rispetto alla vostra presenza, che mi fa un sacco piacere vedere veramente un gruppo di persone attive provenienti da tutta la Sardegna che hanno a cuore un tema così importante per la nostra terra, per la nazione sarda. Quello che voglio dire io è che in Ogliastra abbiamo bisogno sicuramente di una mano, non lo voglio nascondere. Io sono da un paio d'anni che faccio attivismo politico, con o senza tessera, e questo è stato un tema che in Ogliastra è sempre stato veramente molto molto complesso, sia da elaborare sia da presentare alle persone.
Io insieme anche ad altri, insieme ad altre persone abbiamo fatto svariate riunioni di questo tipo, magari con chiavi di letture diverse o comunque con anche approcci comunicativi che potevano essere diversi. Non sto a dire se fossero peggiori o migliori, non era questo il senso della cosa. Spesso ci siamo trovati ad andare in paesi come Girasole ed eravamo 3 relatori e 2 persone ad ascoltare. Certo, magari in quel momento tu non ti senti galvanizzato, non ti senti felice perché dici cavolo, non c'è poca gente, anche oggi sinceramente un pochettino provo un pochettino di vergogna perché avrei veramente voluto che qua ci fossero anche solo 5 persone di Lanusei che una volta usciti da questa sala andavano in giro a dire ma lo sai che sono andato a una riunione interessantissima dove stavano parlando del nostro futuro, del futuro dei miei figli. Purtroppo questo non è accaduto, forse un pochettino per via del posto, della location. Abbiamo anche avuto modo con Mauro anche poco fa di confrontarci su questa cosa. Sicuramente non è un errore da imputare a un singolo o all'organizzazione. Purtroppo sappiamo bene che a volte questi temi, specialmente in determinati territori, è veramente difficile coinvolgere attivamente la popolazione. Però allo stesso tempo io non mi scoraggio, perché se mi dovessi scoraggiare per ogni volta che facciamo attività politica, probabilmente in Sardegna non dovremmo fare niente, visto che abbiamo quasi tutti contro. Con tutti intendo spesso e volentieri anche istituzioni o persone che le istituzioni le dovrebbero rappresentare. L'ANUSEI bisognerebbe probabilmente fare un paio di passi indietro per capire qual è stato il lavoro svolto negli anni. Io, ma anche il vice sindaco Salvatore Accampora, altri attivisti, indipendentisti provenienti da tutta l'Ogliastra, per anni abbiamo fatto un lavoro dove abbiamo sempre cercato innanzitutto di ripercorrere la storia della Sardegna e quindi anche la storia della presenza delle basi militari in Sardegna, avendo poi Perdas de Vogo a non tantissimi chilometri da noi, abbiamo sempre cercato di fare una contronarrazione, se vogliamo, cioè noi andavamo nei paesi e cercavamo di aprire gli occhi alle persone spiegandoli cose che sapete meglio di me, del perché queste basi militari fossero un danno sociale, economico e culturale per i sardi. E vi devo dire la verità, la gente, secondo me, almeno in Ogliastra, non è tanto protettiva nei confronti della base militare in sé. Altro discorso è se prendiamo Perdas de Vogo come paese singolo, per un semplice motivo, lo sapete meglio di me, lì si gioca la carta del ricatto occupazionale, lo si porta avanti dagli anni 50, non è una novità. Quindi abbiamo più di una volta cercato magari di dare letture diverse, cercare anche di fare un'analisi un pochettino più approfondita, forse anche un'analisi un po' sociologica del fenomeno, cioè cercare di capire dove bisognava andare a scardinare questi meccanismi in cui viene in qualche modo rinchiuso e alienato il sardo che crede che veramente la base militare di Perdas, così come quella che può essere come il poligono di Teulada, che crede veramente che quello sia l'unica fonte di sviluppo, di progresso e di creazione di economia. Ovviamente noi sappiamo che è una bugia bella e buona, non è un mistero questo. Difficile contrastare parole ad esempio dette da un sindaco di Perdas de Vogo, che poi poco importa se sia di destra o di sinistra, casualmente in quel paese su quel tema sono quasi sempre d'accordo, diciamo che è una cosa abbastanza trasversale, come immagino sia in altri posti che ospitano malvolentieri questo tipo di basi e poligoni. Secondo me il tipo di lavoro che si potrebbe fare è un pochettino magari sfruttare la Foras Camp come apripista. Nel senso che alla Musea non è mai stato fatto un evento di questo calibro, non era mai stata fatta una 5 giorni di analisi politica in cui persone da tutta la Sardegna dicevano la loro e cercavano di elaborare soluzioni pratiche a un problema annoso. Più di una volta in passato abbiamo affrontato il tema anche qua, anche nell'assemblea che avevamo fatto alla Musei, che data il 24 di luglio, vi avevo voluto fare avevo voluto aprire un pochettino una parentesi per parlare appunto anche della narrazione che viene fatta anche nelle scuole alla Nusei. Infatti il giorno io dissi che bisognava ricordare che comunque la Nusei era un centro amministrativo che per anni si è un pochettino curato sul fatto che alla Nusei abbiamo il tribunale, abbiamo l'ospedale, abbiamo le scuole, abbiamo gli uffici, noi stiamo bene così, non ce ne frega niente degli altri problemi. Questa cosa negli anni, per come sta cambiando proprio la Sardegna, come sta cambiando anche l'Ogliastra, sta andando un pochettino a scemare. Non so se voi avete seguito in parte la battaglia che la Nusei ha portato avanti per la difesa dell'ospedale o per alcuni reparti di essa.
Quello è stato un primo segnale, è stato come una lampadina che si è accesa un pochettino alla Nusei, la gente ha iniziato a dire ma non è che qui Casa Mangione non tengono sui ospedali. E quindi la gente ha detto no, muoviamoci, uniamoci compatti, andiamo a sensibilizzare e a dire la nostra. E là, devo dire la verità, un pochettino mi ha anche stupito perché purtroppo spesso, lo sapete meglio di me, a volte le persone per tragarle in piazza a difendere un proprio diritto a volte hanno veramente bisogno di una fortissima opera di, insomma, di, come dire, sì, anche insomma, devono essere coinvolti in una maniera comunque abbastanza complessa spesso e volentieri, anche perché quando tu vai a toccare cose come ospedale, tribunale eccetera, è ovvio che tu stai andando a toccare politica, perché è inutile nasconderlo, ma sappiamo benissimo come è gestita la sanità in Sardegna e perché voglio un pochettino puntare su questo punto, io un po' sulla sanità specialmente. Perché è una carta da giocare anche nella nostra contronarrazione dell'occupazione militare in Sardegna, specialmente qui alla Nusei, che appunto è la sede dell'ospedale. Secondo me noi dovremmo un pochettino iniziare a usare iniziare a innescare un meccanismo dove si faccia capire all'anuseino e all'ogliastrino che se per una scelta che è stata fatta come sempre a Cagliari, una scelta che è sempre stata fatta lontano da questo territorio, io persona che sto male devo rischiare la vita perché non c'è un collegamento diretto tra Urzulei, che neanche si vede qui dal panorama, se mi affaccio vedo Baunei, non vedo nemmeno Urzulei. Se ho un infarto Urzulei, per essere salvato io devo essere magari portato alla Nusei, se ho un infarto a Girasole, se voglio salvarmi la vita devo essere portato alla Nusei. Con tutti i tagli che stanno facendo con questa riforma sanitaria, che è un disastro annunciato, infatti da qui a 10 anni sarà veramente curioso vedere i risvolti che avrà questo progetto folle, dettato solamente da interessi politici di partiti che attualmente risiedono in Consiglio regionale in Sardegna, ovviamente con come si dice, la benedizione del governo centrale italiano, di Renzi e compagni. Noi dobbiamo un pochettino cercare di far capire a queste persone che là dove lo Stato italiano toglie, altrove lo Stato italiano dà, e dov'è che dà? Lo dà ai militari. È inutile che noi ci prendiamo in giro, il welfare attualmente in Ogliastra, mentre magari 20 anni fa poteva essere visto anche un pochettino come un'eccellenza, e in certi versi lo è tuttora, nel senso che l'ospedale funziona bene, è una bellissima realtà di questo territorio. Bisogna un pochettino, come dire, mettere due quadri davanti l'uno all'altro. Questo è un bel quadro, questo è quello brutto. Tu da che parte vuoi che il tuo amministratore, il tuo governo regionale investa di più? Noi dobbiamo iniziare un pochettino a entrare nella mente degli ogliastrini, perché da questo punto di vista secondo me negli anni è mancato un pochettino, a parte appunto quest'ultimo anno e mezzo in cui si è portata avanti questa protesta. Il sindaco e il vice sindaco di Lanusei ad esempio hanno fatto uno sciopero della fame che è durato una settimana, 10 giorni, adesso non so di preciso, e quello è stato comunque un forte segnale. Tantissimi consiglieri regionali per la prima volta in vita loro hanno detto oh, wow, Lanusei esiste, quindi quello è già stato un piccolo successo, un piccolo passo avanti. Sarebbe bello fare questo ragionamento all'inverso per la base militare. Oh, guarda che esiste anche questa base militare, questo è il danno che ti sta facendo, il danno ambientale, il danno sociale, il danno economico, perché purtroppo la verità è che la gente non lo sa. Io mi sono ritrovato tantissime volte a affrontare dibattiti, discorsi con persone che appunto hanno in testa questa cantilena del ma tu stai andando contro il diritto dei lavoratori. Ma non mi sembra, io in realtà voglio difendere i lavoratori, ma i lavoratori però, non chi organizza guerre per andare a uccidere popoli innocenti in giro per il mondo, non chi inquina un territorio e poi hanno voglia di dire che non è così. Intanto alla Nusei era partita l'inchiesta, come voi sapete, fatta partire da Fiordalisi, poi lui è stato, come dire, spostato, è stato fatto trasferire perché immagino che anche lui abbia toccato delle corde un pochettino particolari in questo tema. È molto complesso, sicuramente non è una soluzione pratica, non è la ricetta pronta per dire oh, mica alla Nusei dobbiamo lavorare così, però secondo me questa può essere una chiave. In poche parole, contrapporre quindi la sanità, ma non la sanità come struttura, come organizzazione, come ente e basta, proprio la salute della persona. E andare in giro e dire tu ti senti bene, com'è che stai? Ma ti senti una persona che in questo momento può essere curata al 100% in questo territorio? Ti senti di voler nascere, vivere, invecchiare e morire con questo territorio? Oddio, morire magari non lo diciamo, cerchiamo di evitarlo, però il succo è quello, cercare di far capire alle persone di questo territorio che le realtà economiche che si possono creare, quindi
le realtà sociali non devono sempre essere realtà calate dall'alto, realtà che in qualche modo sono collegate a fatti tragici, a fatti tristi. Noi sappiamo benissimo che oggi la Sardegna non è altro che una piattaforma per le guerre che vengono portate avanti ora e che verranno portate avanti nel futuro nel Mediterraneo, nel nord dell'Africa e nel Medio Oriente. È inutile prenderci in giro su questo. Il problema è che moltissimi giovani questo non lo sanno. Io parlo anche di persone che magari si interessano di mille altre cose, di mille altri aspetti della società, della vita quotidiana. C'è da fare veramente un lavoro capillare. Secondo me questo lavoro, oltre alla contrapposizione di cui vi ho già parlato, va fatto nelle scuole. La NUSEI insieme a Tortoni è un centro, ci sono paesi che sono ricchi di istituti. Alla NUSEI abbiamo l'artistico, i geometri, scientifico, linguistico, il classico se non ce lo portano via, una scuola media, 2 scuole elementari, insomma ci sono tanti posti in cui andare a lavorare. Non sarà facile entrare in questi posti. Io ci avevo già provato anni fa con un gruppo di attivisti indipendentisti, volevamo proprio fare una sensibilizzazione, all'epoca era una volta sul PISC, appunto su Perdas, e poi un'altra volta era, non so se ricordate, 2 o 3 anni fa ad Arbatax c'era stato lo spettacolo delle frecce tricolore, e anche lì abbiamo cercato di usare la carta, guardate come stanno sprecando i vostri soldi, guardate invece dove andrebbero spesi. In Ogliastra posso citare 1000 esempi. In Ogliastra abbiamo il Colore Verde che poteva essere un'attrattiva turistica che è fermo, adesso in regione è stato messo a bilancio non so quanti fondi per i prossimi anni. Non c'è una vera programmazione da questo punto di vista, forse la NUSEI in questo è stato più bravo di altri, però il problema è che la NUSEI è solo uno dei 23 paesi, una delle 23 comunità dell'Ogliastra. Quindi tornando alle scuole, io quello che direi, anche riallacciandomi al discorso di Aforascamp come evento apripista, è proviamo magari anche a programmare, tanto le scuole iniziano a brevissimo, a programmare qualcosa che vada dall'autunno alla primavera prossima, con degli eventi di sensibilizzazione, di informazione, di coinvolgimento vero e proprio, un pochettino anche per creare qualcosa, perché è inutile che ogni volta magari noi facciamo un evento e dovete venire 100 persone da tutta la Sardegna e poi magari non ce ne sono qua. A me piacerebbe veramente tanto non creare, ricreare, ricostruire un nucleo operativo di persone, un gruppo di persone che abbia veramente a cuore la tematica e che voglia darsi da fare. Io tra l'altro in questi giorni ho risentito uno dei rappresentanti d'istituto del liceo artistico che era veramente felice di questo evento in generale e mi ha detto chiaro e tondo che lui è disponibile a future collaborazioni, quindi abbiamo già una carta da giocare e lì comunque stiamo parlando di studenti e si può lavorare parecchio. Adesso non so dirvi esattamente le cifre di quella scuola, però è una realtà abbastanza nota in Ogliastra e ovviamente questo lavoro di pari passo insieme agli studenti bisogna lavorare sugli insegnanti. Io mi sono messo anche in contatto con le persone che stanno girando un po' la Sardegna per proporre il programma della storia sarda appunto nelle scuole, soprattutto nelle elementari. Non so se li conoscete, Isabella Torre, sono varie persone un po' di tutta la Sardegna e anche quella potrebbe essere insomma un'unione che si potrebbe fare, magari una collaborazione, anche perché appunto per riallacciarci al discorso storia della Sardegna, qua nessuno sa praticamente come è nata la base di Perdas, gli espropri che sono stati fatti, c'è solo un frammento di un video su YouTube che gira e che però molti non hanno mai visto, molte persone non si sono mai informate al riguardo. Mi sto dilungando troppo, quindi cercherò adesso un attimino di sintetizzare. Oltre quindi ospedale, scuole eccetera, secondo me bisognerà anche un pochettino lavorare sui fianchi, nel senso che è logico che noi quando andiamo a parlare di servitù militari e di occupazione militare, tutto quello che concerne questo mondo, vai a toccare ovviamente tante idee, tanti interessi di persone. C'è quello che dice io non mi voglio esporre perché ho questo in ballo, io invece non me la sento perché vedo che magari questo tipo di lotta devo andare a scontrarmi con polizia, non ho voglia di... Noi dobbiamo innanzitutto secondo me fare un'operazione anche di, come dire,
tranquillizzare la gente, fargli capire che se una lotta è popolare, tu non hai niente da temere, perché io devo avere paura di dire in piazza che sono contro le basi militari in Sardegna. Non c'è niente di sbagliato in dire questo. Purtroppo però, siccome ci sono stati anni di lavori orribili in Sardegna da questo punto di vista, cioè in Sardegna hanno convinto i sardi che queste cose, che queste cavolo di basi di merda devono rimanere a tutti i costi, perché altrimenti siamo un popolo senza futuro, perché siamo sommari, siamo poco solo cose malunito, se cazzate del genere. Sappiamo tutti, sono baggianate. Convincere le persone che questo non è così non è facile, però io sono sicuro che ce la faremmo. Anche perché per noi il popolo sardo è un popolo che vuole la pace, non è un popolo che vuole le guerre. Noi siamo stufi di guerre perché siamo appunto sotto un'occupazione anche abbastanza drastica, abbiamo subito forme di colonialismo veramente disastrose a dir poco. Io non so, io quello che chiedo a voi oggi, ma non tanto come consigliere comunale, quello c'entra poco, ve lo chiedo proprio come cittadino e anche come persona che da anni ha sposato totalmente questa battaglia, è dateci magari un consiglio, diteci in quale modo noi possiamo essere aiutati da voi anche, scusate un pochettino la frase, aiutare noi stessi, cioè aiutarci a casa nostra, nel senso di qual è il modo magari in cui noi potremmo formare un gruppo per andare a colpire nelle scuole e spiegare a un giovane qual è la differenza appunto tra una realtà senza lo schifo delle basi militari e una realtà attuale che è quella con le basi militari, che è una tristezza assoluta. Se noi andiamo a vedere poi ad esempio dati allarmanti come tassi di disoccupazione giovanile, per dirne uno, là ti si accapona la pelle. Se lo fai vedere a un giovane, al giovane medio olioastrino che magari non è molto informato sui temi, ti dice appunto c'è così tanta disoccupazione, tu vuoi togliere altro lavoro. Bisogna lavorare tanto su questi meccanismi, veramente veramente tanto, in una maniera capillare. Mi rendo conto che è una cosa complessissima, voi lo sapete meglio di me, perché immagino che anche in molti dei territori da cui venite voi avete affrontato questi dibattiti migliaia di volte. Detto ciò, insomma, io non so, io auspico che da voi esca un pochettino una proposta in tal senso. E io vi voglio ancora una volta chiedere un pochettino scusa, perché mi dispiace veramente che oggi qui non ci siano lanusini presenti. Secondo me forse è stato fatto un pochettino male da parte nostra, intendo io e altre persone di Lanusei che erano interessati al tema. È stato fatto magari un pochettino male la fase appunto del coinvolgimento, del convincere le persone a partecipare, perché io so di molti miei amici che sono andati su, hanno seguito anche ieri sera c'era il cabaret eccetera eccetera, hanno seguito la cosa. Poi però magari quando si tratta di, insomma, mettere il culo sulla sedia, sfregarsi le mani, guardarsi negli occhi e dire oh, è ora di lavorare, elaboriamo qualcosa, magari uno si tira un po' più indietro. Io sto lavorando veramente tanto per far sì che ci sia almeno un gruppo di persone di Lanusei che partecipi al corteo. Io in tutti i modi ho cercato di spiegare l'importanza di questa cosa. Io spero, non vi voglio promettere che ci sia ovviamente, però io spero vivamente che queste persone vengano e che partecipino attivamente. Quello che vi chiedo io è, quando vedete uno di Lanusei, quindi una persona che voi probabilmente di faccia non conoscete, avvicinatevi. Io cerco di farlo ovviamente perché sono un compaesano, quindi magari ho ovviamente una carta da giocare in più, però anche voi non temete i lanuseini, nel senso non sono mostri che mangiano nessuno. Andate magari con uno di questi volantini, uno magari sbuffa, ma non mi interessa, sì, ma leggilo, se vuoi ti spiego io due cose. Bisogna tornare un pochettino anche a questo tipo di attivismo, e so che tra l'altro poco fa avete fatto questo col volantinaggio e tra l'altro anche Luigi e altre persone mi hanno detto che è andato abbastanza bene, la risposta c'è stata. Purtroppo vedi, questa risposta magari non si è riflessa qui oggi, non c'è una presenza di lanuseini a parte pochissimi, però già il fatto che i lanuseini non abbiano inscenato una grande protesta, non abbiano fatto un casino per l'evento sul bosco è tantissimo, perché voi dovete sapere che più di una volta ci sono stati eventi di tipo culturale, musicale, che hanno scaturito polemica a Lanusei, ma non per l'evento in sé, quanto perché purtroppo quando in certi posti si è abituati a non avere tanto, appena si fa qualcosa subito nasce la critica, scaturisce la lamentela, ma perché quelli invece, voi il primo giorno siete arrivati e avete pulito il bosco, quindi avete fregato tutti, nessuno poteva più dire niente. Io so dalla forestale che è andata a complimentarsi con gli organizzatori che hanno detto ragazzi, cioè grazie veramente, perché è stata una cosa bellissima. Anche l'amministrazione da questo punto di vista so che è molto contenta, perché comunque è un lavoro che spesso noi lanusini non abbiamo fatto, e tra noi lanusini ci metto pure io ovviamente. Quindi niente, io
più di ringraziarvi per la pazienza e per il lavoro enorme che voi state facendo, io veramente non so cosa dirvi, perché io mi sento un vostro fratello, un vostro compagno in questa lotta. Spero insomma che la Lanusei vi abbia dato l'ospitalità che voi meritate, spero che ci sia occasione anche nel futuro proprio immediato, brevissimo, anche tra un mese, tra un paio di settimane, di insomma costruire qualcos'altro e portare avanti questo lavoro. Buongiorno a tutti. Ah, ok, lo teniamo per la registrazione. Okay. Sì, no, non ci sta. È per registrare. Buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio Nadir prima di tutto perché non ritengo si debba scusare di alcunché, perché l'accoglienza degli Ogliastrini, dei Lanuseini e di tutti i compagni, tutti i patrioti è stata ottima e l'organizzazione non è semplice. Iniziamo a chiarire, cercare un minimo di equilibrio perché spesso ci si esalta nel momento del successo, nella militanza e poi magari sulla scia dell'entusiasmo si abbandona, come altre volte ci si deprime per delle piccole battute d'arresto o dei piccoli punti oscuri in un percorso comunque complessivamente molto positivo. Io ritengo che il lavoro finora fatto in questo Afforascamp, io vengo dalla Gallura, vengo da Tempio, quindi Mauro da Cagliari, tu dall'Ogliastra, da Tempio questo secondo me è la cosa che va evidenziata, in questi 5 giorni di Afforascamp ci sono praticamente tutte le parti della nazione sarda coperte, quindi noi sappiamo, ci conosciamo, ci stiamo continuando a conoscere, io non a dirlo, ho approfondito la sua conoscenza in questi giorni, però sappiamo che in ogni 4-5 comuni della Sardegna, ogni unione dei comuni ci sono dei compagni, ci sono delle compagne, ci sono dei militanti e sono tutta una rete di contatti che viene fuori con la pratica, con la lotta. Io ritengo che Afforascamp abbia dato una grande risposta per un messaggio che noi abbiamo dato prima di tutto, prima di scendere nell'organizzazione concreta dei giorni. Abbiamo detto all'occupante militare, parafrasando Gramsci, che l'assedio è reciproco, perché questo è un assedio, sostanzialmente, è un assedio nei termini in cui si continua a lavorare costantemente, non c'è solo una questione della manifestazione estemporanea, a volte giocata più sull'emotività di un incendio o di un danno particolare nei poligoni, ma c'è una coscienza e c'è una predisposizione a lavorare continuativamente, lavorare in maniera a 360 gradi, sono stati fatti 6 gruppi di lavoro per quello, si sono affrontati vari temi. Io parlo più che altro brevemente del mio, il mio gruppo, che tra l'altro ritengo di dire per tutti e 6 gruppi molto più partecipati di quanto ci potessimo aspettare, sempre per non vedere solo le battute d'arresto. Si è occupato di economia, sanità, ambiente e in generale lavoro, le ricadute più strutturali dell'occupazione militare. Questo era un tema che quando abbiamo fatto la terza assemblea generale, proprio qui alla Lanusei, molto partecipata anche quella, si erano decisi come argomenti di unire in vista proprio di Afforascamp. E noi abbiamo impiegato questi 2 giorni per risepararli di nuovo e per focalizzare il lavoro nei prossimi mesi. Cioè la consapevolezza deve essere che questo è appunto una piattaforma, è un momento di scambio di informazioni, di contatti, di appunti, di idee, di spunti, finalizzati ad un lavoro continuativo nei territori, che possa essere andare a parlare con le scuole elementari, medie e superiori, come possa organizzare un pomeriggio, un incontro di approfondimento per destrutturare tutta quella narrazione, la base militare che porta lavoro. Ne abbiamo parlato proprio ieri perché non sapevamo come, in prospettiva, come approcciarci al discorso, come lo quantifichiamo questo danno. E ci siamo guardati, abbiamo guardato la nazione sarda e abbiamo visto che non tutti i luoghi, anche se 35.000 ettari è un peso enorme, una grande opera di sottosviluppo, come possiamo vedere quanto il territorio militarizzato perde e non guadagna? E abbiamo fatto degli esempi che a volte sono banali, abbiamo diviso il numero degli occupati per gli ettari interessati, anche cose abbastanza elementari che però sono anche evidenti. Viene fuori che una cooperativa con 800 ettari dà molto più lavoro di 15.000 ettari di servitù militare, e questi sono dati che non è possibile non vedere, nel senso che ci sono, vanno sistematizzati. Noi ci siamo dati una scadenza per dire un po' cosa abbiamo fatto, cioè il gruppo di lavoro su economia, ambiente e sanità, mandando le informazioni e i dati separati per queste macro categorie, dovrà conferire tutto quello che ha,
tutto ciò che sanno, tutto ciò che hanno ogni militante e ogni compagno della Sardegna, conferirà fra 30 giorni le informazioni e avremo un grande database grezzo, chiaramente, perché queste informazioni poi vanno elaborate in maniera organica, sul quale lavorare. Ed è un lavoro che paradossalmente non è mai stato fatto. In questi giorni ci si è ritrovato di dire io sono convinto di averlo solo io questo documento e poi scoprire che lo avevano altri. Come documenti che si pensava di avere tutti e poi ci si è resi conto che erano molto più rari di quanto si potesse pensare. E questo è importante. Per esempio, una bella cosa che è venuta fuori, Nadir. Hai detto che sul PISC, io dalla Gallura ho approfondito paradossalmente più la questione del PISC a livello di studi economici che quello della Maddalena, che per quanto fosse nucleare, la Maddalena è stata meno impattante di quanto sia potuto essere un lavoro come quello del PISC, che è stato veramente a livello economico un oggetto di studio. Ci interessa tantissimo studiarlo perché ha creato degli scompensi sociali enormi che sono difficilmente rintracciabili in altre zone di Europa. Per intenderci, bisogna andare alla Belfast degli anni 90 per trovare un territorio più militarizzato di quello che è stato alcune aree della Sardegna, e lì si parlava tranquillamente di guerra, mentre qui si parla di sviluppo. C'è qualcosa che non funziona. Abbiamo trovato dei documenti interessanti che metteremo a disposizione, che stiamo mettendo a disposizione. Non solo il documentario di Ferrara, credo tu sia riferito, nel 1960-61, gli espropri a Jerzo, a Tertenia, e la lotta di molti territori che oggi reggono demograficamente solo perché prima gli volevano togliere 2000 ettari, loro hanno resistito negli anni 60 e si sono fatti togliere 300. È una perdita, però la resistenza ha pagato. La resistenza ha pagato perché oggi notiamo che i comuni che si sono più opposti per conservare le loro vitigni, le loro cooperative, per lavorare la terra in una maniera compatibile ambientalmente e antropologicamente, oggi reggono. Oggi quei comuni reggono. I comuni dove si sono fatti più ragionamenti veramente di indottrinamento, di sciovinismo, sul culto addirittura del militarismo, oggi ci rendiamo conto, come è venuto fuori, che decimo anno le famiglie dei militari internamente alla base fanno la raccolta dei generi alimentari per donarli alle famiglie dei Cimomannu che sono povere. Questo è scritto, questo è intermediato dal comune, il welfare militare, ne abbiamo parlato molto. Questo è umiliante. Noi dobbiamo trovare il modo di spiegare che questo è fondamentalmente colonialismo. Perché se io per... Esattamente. Passiamo il microfono. Sì, scusa, finisco brevemente e poi facciamo un giro. Questo è uno dei tanti esempi. E abbiamo anni di lotta, anni di militanza, hanno portato fuori anche documenti interessanti, perché non ci siamo fermati solamente al 1961, Ferrara che viene a spiegare qua in Ogliastra cosa è stato fatto, sono state deportate 20.000 persone, per intenderci, cioè i militari sono andati negli ovili, nelle campagne e hanno detto, da oggi qua da 2 bandierine si tira una retta, questo è il confine del poligono, a banda, via. Ora, abbiamo trovato anche i documenti che spiegano la logica con la quale è stata fatta il PISC. Sono documenti interessanti del 1956, poi li condivideremo e li stiamo condividendo. Per Das de Vogo veniva definita la capo canaveral dei poveretti. Ci sono articoli di giornale del Corriere della Sera del 62 che definivano la capo canaveral dei poveretti, oggi l'esercito italiano porta un poco di benessere. Chi se la sente dopo 50 anni di dire che è stato così? E chi se la sente di meravigliarsi se magari il cittadino, la cittadina di Perda sono più riluttanti ad un certo tipo di discorso? Perché il colonialismo, il colonialismo culturale crea questo. Se negli anni 60 c'è una generazione che è cresciuta leggendo sul giornale siete dei poveretti, vi stiamo portando il benessere, mi dà fastidio quando non c'è la risposta popolare, ma dobbiamo entrare nell'ottica delle idee, che è normale che sia così, è una sfida sulla quale dobbiamo lavorare, ma un abbruttimento di quel peso è normale che crei determinati cortocircuiti sociali, e quindi c'è tanto da lavorare a livello economico, e soprattutto quello che noi ci siamo dati è una scadenza di medio e lungo periodo, perché c'è da lavorare continuativamente. La Sardegna è grande da coprire tutte, è anche dispendioso per un movimento vederci ogni mese 60-70 militanti e riunirci e fare il punto. Sarebbe bello, e spero che ci arriveremo moltiplicando le forze, cioè che ci sia qualcuno che ogni 15 giorni si può prendere la briga di andare Nuoro, Oristano, Lanusei, Sulcis, Gallura, Sassarese e coprire tutta la nazione.
Però secondo me gli spunti che sono stati dati in questo Forest Camp sono buoni e c'è da lavorare così. E buon lavoro a tutti. Intanto invito tutti quanti e me stessa a cercare di non monopolizzare gli spazi, se no siamo costretti a tagliare gli interventi di altri che magari vogliono dare il contributo. Io volevo fare, e penso che sia un contributo importante da dare anche in base alle richieste che lui faceva, cioè sta chiedendo, in effetti mi sembra, aiuto per poter portare avanti una serie di cose. Sicuramente il lavoro che si è fatto in questi giorni è finalizzato a questo, cercare per esempio di entrare nelle scuole è un problema molto serio, molto pesante, che richiede una riflessione accurata per evitare proprio di avere una risposta, un impatto pesante nei confronti di quelli che sono gli organismi della scuola. Per cui trovo particolarmente interessante quello che dicevi sulla presenza di alcuni studenti, mi pare di aver capito, insegnanti del liceo artistico, che possono inserirsi all'interno del discorso che è stato affrontato anche in incontri precedenti, quelli della Nusei, di cercare di un murale per paese, un murale per quartiere, cercare di coinvolgere le scuole in questa modalità pratica, associata poi anche a conoscenze precedenti. Penso che possa essere un modo corretto anche nei confronti di modalità diverse che possono avere i giovani nei confronti dell'approccio ai problemi. Questo e quindi invito anche, se possono venire idee, a dare anche dei contributi concreti pratici, perché non bisogna solo elaborare, studiare, ma poi bisogna cercare di operare nel concreto, nelle realtà. Un'altra tematica che tu hai toccato è quella della salute. Sicuramente è un cuneo importante da utilizzare. Per questo motivo ti voglio chiedere se qualcuno di Lanusei o del territorio lavora direttamente nelle basi oppure nell'indotto, per cercare di capire anche che tipo di realtà può vivere questo centro, altri centri dell'Ogliastra che non sono coinvolti in maniera diretta, in quanto territorio, nella situazione delle basi. Poi volevo dire che sicuramente io, per quanto mi riguarda, ho cercato di dare un piccolo contributo anche alla diffusione, nel senso che nel bed and breakfast in cui ho dormito, nei negozi o nei bar in cui sono entrata, ho cercato di dare un input sul problema, nel senso ho lasciato il materiale, ho detto il perché si era qua. È un lavoro che bisogna fare, secondo me, anche in questo modo. Devo dire che un elemento di freno notevole ci può essere da parte della popolazione, perché si sta cercando di fare un'opera di situazione di allarme nella gente del posto. Per esempio in un bar stamattina ci dicevano che hanno avuto direttive per togliere i tavolini dalle strade nel momento in cui passerà il corteo. Penso che questo, quando nei paesi si sa, ci sono le processioni per esempio, e non credo che spostino i tavolini per le processioni. Quindi sono dei segnali che vogliono dare, state attenti a questi passi furiosi perché possono danneggiare. Io l'ho interpretata così, non l'ho estrinsecata, però l'ho interpretata così quando mi è stato detto. E questi segnali di tentativi di ostacolo, che chiaramente questo movimento evidentemente fa paura, tentativi di ostacolo li abbiamo avuti tutti, perché ci sono stati diversi posti di blocco, ci hanno rotto più o meno le palle, nel senso che in alcune situazioni abbiamo avuto anche una serie di provocazioni dirette, in altre situazioni è andata più liscia. Non dimentichiamoci che questo tipo di cose possono agire sul territorio in maniera molto più forte, quindi magari può essere compito, parlo di Lanusei perché siamo qua, dei consiglieri comunali, magari intervenire anche su questa presenza provocatoria da parte delle forze dell'ordine, che la prima cosa che hanno detto, o chiaramente abbiamo chiesto perché erano lì all'uscita del campeggio, perché dobbiamo prevenire nei confronti del campeggio che si sta tenendo, capito? Poi da lì ovviamente ci sono state altre cose, ma
non mi voglio dilungare, ci sono questi aspetti, quindi questo lo voglio collegare anche al discorso della repressione in atto che c'è in diversi modi e in diversi centri, che è una cosa da non dimenticare. Aspetta. Deve parlare al microfono, deve parlare Salvatore. Va bene. Va bene. Ma va da sé che sono d'accordo perfettamente sul fatto di lavorare sulle scuole, nelle scuole e con le scuole, specialmente con gli studenti e con i corpi insegnanti. E quindi non ripeto assolutamente quello che si è detto fino adesso, ma io penso anche lavorare appunto sulla sanità, quello che facevi tu. Quando si parla di chiusura dell'ospedale della Nosei o del ridimensionamento dell'ospedale della Nosei, non è sicuramente qualcosa che ce l'ho detto è destino, è una scelta politica sciagurata da parte della regione, ma non solo della regione, è una scelta di politica internazionale, direi io. Perché questo? Noi pensiamo alla Nosei, ma non possiamo non pensare Olbia in questo momento. L'ospedale di Olbia, il Mater Dei, il cosiddetto Mater Dei. Che succede? Una cosa molto semplice. Il Qatar ha acquistato quell'altro ospedale, l'ospedale di Don Verzé, tanto per avere un'idea. Acquistando quell'ospedale sono posti letto che vengono sottratti, e siccome la media dice che devono esserci tanti posti letto, secondo me un'altra balla colossale, perché non si può prendere l'Emilia Romagna, il territorio dell'Emilia Romagna o della Toscana, e trasportarlo qua in Sardegna, se non altro per la morfologia del posto, semplicemente, oppure del grado di antropizzazione del posto. E però è quella la legge nazionale, che ci devono essere tanti posti letto per tanti abitanti, e quindi loro hanno fatto 2+2 dicendo noi ne facciamo una Olbia e quindi le togliamo alla Nosei di conseguenza. E però Olbia non è un caso. Che cosa significa Olbia? Olbia significa un altro regalo che si è fatto agli sceicchi delle petromonarchie. E non è un caso, cioè non è che i soldi, direbbe qualcuno, non puzzano, eppure puzzano parecchio quei soldi, puzzano di terrorismo ISIS, tanto per fare un esempio, puzzano di Israele, perché c'è una mano di Israele anche lì nel Qatar, eppure si fa quella scelta, guarda caso, che appunto io le vedo correlate, dove si dice c'è terrorismo e quindi dobbiamo avere le basi, aumentare le basi. Ma voi state finanziando il terrorismo, non state facendo altro affari con i terroristi del Qatar, e poi del riflesso le basi. Io penso che con i lavoratori dell'ospedale, ma non solo con i lavoratori, anche con tutti quelli che sono interessati, come dicevi giustamente tu, al problema della salute, bisogna discutere e mettere in relazione le due cose. Grazie. C'era Pierluigi. Non volevo apparire prepotente, ho insistito perché mi sembrava una cosa direttamente collegata. Cioè il poliziotto, veramente era un carabiniere e anche in mimetica. Tra l'altro questo fa molto soldato esercito italiano, e quindi ha aggiunto, e l'ha ripetuto almeno 2 o 3 volte, noi facciamo servizio di prevenzione e di questo dovreste essere, ripeto, la parola è orgogliosi, non sicuri, tranquilli, orgogliosi. Siamo a livello veramente di eroi della patria. Un'altra cosa, a questo punto vorrei aggiungere 2 cose unendo 3 passaggi. Uno è far capire
L'altro è quel discorso che ho sentito ultimamente, quello che se le cose vengono ripetute un paio di volte, alla fine diventano reali, accettabili e letteralmente metabolizzate. E poi collegando con la scuola, a mio avviso, il discorso del far capire è un discorso molto ambiguo, nel senso che secondo me bisogna stare attenti a non utilizzare nell'attività di militanza e di informazione gli stessi strumenti che usa l'utilitarismo. Far capire, secondo me, è una posizione un po' elitaria, di tipo egemonico. Io so e tu non sai. Io credo che sia estremamente importante, invece, partire da un coinvolgimento in una operazione comune di reinterpretazione. Proviamo a reinterpretare quello che vediamo, quello che sentiamo e quello che eventualmente tocchiamo e così via. Cioè proprio puntando specialmente nelle scuole a quello che qui è stato più volte utilizzato, la narrazione, una proposta di reinterpretazione, in maniera tale che ci sia uno spostamento dal basso, ma prima di tutto non penalizzando chi non si sposta, ma proprio provocando il piacere, in senso proprio molto positivo, della possibilità di spostarsi, di uscire da un irrigidimento che diventa asfissia. Allora, specialmente nelle scuole, riuscire a portare avanti un'attività di collaborazione, di reinterpretazione. Io sono del parere che se una persona è disposta anche per pochissimi minuti ad affacciarsi da un balcone diverso, molto probabilmente da lì non torna indietro per tutta la vita. Allora, volevo dare 2 suggerimenti sei vice sindaco, vero? Tu? Ah, sei consigliere, benissimo. Ah, ok. Sì. Allora, 2 semplici suggerimenti su che lavoro portare avanti nelle scuole. Allora, da un lato c'è l'alternanza scuola-lavoro, che in Sardegna viene fatta massicciamente nelle basi militari. Cioè molti dei nostri studenti vanno a fare l'alternanza nelle basi militari o presso caserme dell'esercito, eccetera. Quindi, come amministrazione potrete per esempio studiare un progetto di alternanza in cui vengano coinvolti i ragazzi in una storia differente da quella raccontata dai militari. Questo può essere per esempio un compito vostro. Poi ci sono materiali che troverete anche, materiali di indicazione che troverete anche nel sito. L'altra è riferita al protocollo di intesa tra MIUR e Ministero della Difesa, che prevede l'intervento massiccio della polizia, delle forze dell'esercito, delle forze dell'ordine nelle scuole per raccontare il diritto di cittadinanza, la Costituzione, la Prima Guerra Mondiale, l'ONU, eccetera, eccetera. Allora voi formate dei gruppi che partecipano nelle scuole e che raccontano cose diverse. La storia del territorio, che raccontano la Costituzione in maniera differente. Questa è una modalità, diciamo, pacifica. L'altra modalità è tutte le volte che si presentano situazioni del genere, vi dovete informare su questo. Questo è un mio suggerimento, una prassi che cerchiamo di portare avanti. Tutte le volte che c'è la possibilità di scoprire che viene l'esercito nelle scuole, la marina militare, l'aviazione o l'esercito a presentare la loro storia, un gruppo, anche non molto numeroso, si presenta lì con uno striscione e protesta contro questo racconto. Queste sono delle semplici indicazioni pratiche di metodo, poi sta a voi metterle in pratica.
Ciao a tutti, io sono De Macomer. Volevo fare una domanda qua a chi è del posto, perché nelle scuole a Macomer succede che viene fatto orientamento dalle forze dell'ordine, cosa che io col tempo poi ho scoperto che avviene praticamente solo a Macomer. A me non ho trovato... Volevo sapere se anche qua a Lanusei l'esercito va nelle scuole a fare orientamento, però a me, io non sapevo che fosse così diffuso, non mi risultava, quindi anche qua comunque fanno anche l'orientamento. Innanzitutto grazie che siete qua questi giorni e grazie che è venuto da un bel po' di tempo qui alla Lanusei, un bel po' di tempo intendo almeno una decina, quindicina, ventina d'anni, quando noi eravamo ancora bambini in realtà. Poi abbiamo fatto, io e lui nello specifico, io ho fatto solo militanza e politica indipendentista, non ho mai fatto parte di nessun altro schieramento pseudo o qualsiasi altra cosa, quindi è chiaro che stesso i suggerimenti o le domande che ha fatto la signora di cui non conosco il nome, o poco fa ad esempio, parlavamo con Nadir del fatto che, per fare un esempio, quando 1 o 2 anni fa l'Arma dei Carabinieri ad esempio fece il bicentenario e quindi fecero delle manifestazioni abbastanza anche massive un po' in tutta la Sardegna, cioè io che mi occupo fondamentalmente di cultura e di istruzione qui in comune, feci presente alcune cose in maniera molto semplice, cioè io gli abbiamo detto se questa manifestazione ne vuole consigliare coinvolgendo le scuole, visto che nelle scuole tipo primario, fondamentalmente dell'infanzia primaria, nelle scuole medie per intenderci, le amministrazioni hanno una qualsivoglia forma di potestà dal punto di vista della didattica eccetera. Noi da quel punto di vista facciamo tante cose che non sono mai abbastanza, mettiamola così. Noi abbiamo detto se si fa questa manifestazione noi mandiamo a casa l'amministrazione in 24 ore e io giusto per intenderci, io di cognome faccio a Campore, mio padre è carabiniere. Quindi voglio dire, può sembrare un po' buffa come cosa, però lo è parzialmente, nel senso che quindi voglio dire, non è proprio una cosa proprio normale per un'amministrazione come la Lanusei che ha un passato e una storia purtroppo, io dico, una storia purtroppo basata principalmente sui servizi e sul terziario, che ha fatto una sola cosa, ha cercato di radere al suolo tutto quello che era un grandissimo tessuto che aveva tutta quanta la Sardegna, perché il discorso è che si parla di Lanusei, ma la Sardegna è fatta per il 90% di paesi come Lanusei. Ha rasato al suolo tutto quello che è il tessuto, il piccolo produttivo artigianale. La Lanusei ha una storia di artigiani e di potatori, per farvi un esempio stupido, che andavano in tutta la Sardegna a potare le vigne, ci hanno fatto credere che potevamo vivere solo con la base di curva dagli anni 60 in poi, con l'ospedale, col tribunale, facendo i professori perché tutti dal più piccolo contadino l'obiettivo era di fare su professori, no? E adesso abbiamo i professori che sono a giro, che vanno a prendersi i terreni a Mesadria, e quindi il paradosso qual è? Che questo modo di fare, io ho citato i carabinieri perché è una cosa che mi ricordo, è abbastanza buffa, ma io dico mio padre è in Sardegna da 40 anni e vi assicuro che, come dice lui, pur non avendo bruciato 3/4 dei boschi della Sardegna si sente molto più sardo di molti più sardi che io incontro ogni giorno, tant'è che io quando sono stato segretario di un partito indipendentista in Sardegna, mio padre era tutto orgoglioso e i suoi colleghi neanche capivano di che cosa si parlasse, per intenderci. Quindi i suggerimenti, per concludere, che riguardano le scuole, il lavoro sulle scuole, sia per quanto riguarda l'occupazione militare, ma anche per tutto quello che ci gira attorno, perché poi di fatto l'occupazione militare è fondamentalmente la madre delle sventure legate al lavoro, alla salute e via discendendo. Io non ho nulla da insegnarvi da questo punto di vista. L'unica cosa della quale parlai, sia io e Nadir che con chi ha organizzato questi giorni, che noi viviamo ancora a livello un po' traumatico, quella che fu una manifestazione per Dasevogo di una dozzina d'anni fa forse, nella quale poi col senno di poi ci rendiamo conto di esserci posti forse nella maniera sbagliata, nel senso che ci vivono un po' come la calata degli Unni, che andava a dirgli che stavano morendo di malattie, che si venuti morendo su vermini, cose che loro, vi assicuro, conoscono benissimo.
non è che non sanno che stanno morendo di malattie. L'unica cosa, poi col senno di poi abbiamo riflettuto sul fatto che dal punto di vista della salute ciascuno magari vive quell'intimità in una certa maniera. Col senno di poi noi abbiamo conosciuto per Desvoglia tante persone che sono sensibili anche più che sensibili a questi temi, al tema dell'autodeterminazione e via discendendo. E la cosa buffa, come noi ci ricordiamo sempre, è il fatto che sono quasi tutti figli di ex militari alla base. Quindi quando noi tornammo qualche anno fa per Desvoglia a stipulare questa sorta di carta di Foghesu, chiamiamola così, insieme ai sindaci degli altri comuni, che poi non hanno portato avanti una benemerita per intenderci, però era per un principio di sdemanializzazione di alcune aree, anche simboliche, 1000 ettari su milioni di ettari, ci rendiamo conto che la chiave di lettura adeguata, ad esempio per Perdas, non fu stai morendo come un cane di 1000 malattie, ma fa porre un'altra domanda stesso alle persone di Perdas, che era: secondo voi il poligono costituisce o meno una diseconomia per il territorio? C'è una domanda, non ti sto dicendo che la costituisce, ti sto portando a portala, e poi giustamente loro si guardano in faccia e dicono: Perdas in Ogliastra ad oggi statisticamente è il paese con il più alto tasso di mortalità imprenditoriale. Cioè tipo negli anni 70 c'erano 12 bar, oggi c'è 2 bar a Perdas, c'erano 15 macellatori, ora ce n'è uno di uno di Escalaplano, per intenderci, e la popolazione al posto di avere una crescita ha una decrescita importantissima. Tutti quelli chi lavora a Perdas oggi nella base, per intenderci, che sono tra virgolette purtroppo per loro forse amici nostri alcuni, cioè lavorano una dozzina di persone nell'impresa di pulizia che ha una porto esterna e una vita calabrese. Fine le trasmissioni, forse neanche 30 civili, perché poi alla fine cosa succede? Che oggi Perdas di fatto, nonostante abbia infeudato un territorio infinito, cioè i militari che stanno a Perdas cosa sono? Sono foghesini che stanno per andare in pensione, che hanno chiesto l'avvicinamento a casa e quindi vanno a dormire a casa loro, vanno alla base di Perdas a giocare a tennis o a PlayStation il 3/4 della giornata, per intenderci. Quindi la chiave di lettura, per concludere, legata alla sanità, all'occupazione, eccetera, per le scuole, deve essere chiaramente, bisogna insinuarsi con una certa delicatezza. Dall'altro il lavoro più difficile è quello sui genitori e sugli insegnanti, perché io mi rendo conto che i ragazzi vogliono partecipare a fare il muro, non hanno nessuna cioè vogliono partecipare, punto, e sono molto più sensibili, poi tornano a casa e hanno il babbo che gli mette l'eredità e gli dice che ci hanno portato la civiltà, e gli dice che se l'hai cantato sfrodi un sardo vunti bestias, che le pintare che sale in bagivile non sale in babru, e quindi il succo è chiaramente, chi si è sempre occupato di queste cose sa che è una cosa molto articolata, ma di fatto, cioè, noi da amministratori ci sentiamo il doppio della responsabilità da questo punto di vista, soprattutto legato alle scuole. Per intenderci, concludendo, noi entro una decina di giorni cancelliamo dalla Musée tutte quante le vie che sono intitolate ai Savoia, ad esempio, la piazza principale, le vie principali. E lo dico per un semplice motivo, non perché non abbiamo nient'altro, come molti dicono, non te ne sa tra cosa vai, ma lo facciamo per un motivo semplice, perché la piazza principale della Musée è intitolata a Vittorio Emanuele, non sanno se è primo, secondo o terzo, negli atti del catasto non si sa di che Vittorio Emanuele si parla, dovrebbe essere il secondo, via Umberto primo, compagnia cantante, ma lo facciamo, concludendo col discorso della scuola, per una sola ragione, perché la toponomastica che noi non ci calcoliamo, non noi, gli altri, che noi non ci calcoliamo, ha un potere pedagogico, educativo importantissimo, quindi anche in questi piccoli gesti si può riuscire a dare una prospettiva differente. Quindi vi ringrazio di nuovo, se c'è bisogno di qualcosa che tu non ti ricordi, eventualmente, se no. Ciao a tutti, riagganciandosi a praticamente tutti gli ultimi interventi, io magari più che dare suggerimenti, per carità vanno benissimo, mi volevo porre il problema invece la cosa contraria, cioè di come ascoltare le esigenze di questa comunità, diciamo, che ci sta ospitando questi giorni.
perché questo diciamo probabilmente è la cosa più difficile, quindi chiedo magari per stimolare un po' il dibattito ai lanuseini qua presenti appunto come comunicare in entrambe le direzioni su questo tema, appunto sul tema dell'occupazione militare, soprattutto in occasione del corteo di domani, che comunque già qualche elemento è emerso. Sicuramente qua è chiaro da come ci hanno dipinto le forze dell'ordine che prevedono la calata dei barbari, che metteremo a ferro e fuoco la musica, metteremo bombe, quando invece noi siamo qua per combattere chi le bombe le produce e le esporta e le usa nei vari scenari di guerra. Quindi è esattamente il contrario, e mi sembra che poi questi giorni in generale l'abbiamo dimostrato, pulendo il bosco e cercando magari di integrarci con il territorio anche in diversi modi, che può essere le cose più efficaci alla fine, la chiacchierata al bar, o quando siamo andati a prendere le cose per la cena in paese, piuttosto che quelli che vanno al bed and breakfast, piuttosto che in 1000 altre occasioni informali, che molto spesso sono più efficaci di quelle formali come questa. Cosa che poi comunque ci siamo posti anche nei tavoli di lavoro, nel gruppo comunicazione, nel tavolo di lavoro sulla comunicazione, si è posto il problema di come interagire con i territori su cui gravano le servitù militari. Quindi comunque parliamo di un'impostazione, diciamo, non scendere, arriva come dire, su Scipio che ti insegna, ti dà la lezioncina su come devi fare combattere l'occupazione militare, no. Siamo posti, dobbiamo ascoltare, dobbiamo conoscere il territorio innanzitutto, quindi anche studiarlo e soprattutto ascoltare tantissimo. Questo lo dico in vista del corteo di domani, che sicuramente avrà come temi, diciamo, la contrapposizione, sicuramente alle spese militari contrapposte a magari i tagli alla sanità, sicuramente, perché è un tema qua molto sentito, e in generale comunque pongo davvero questa domanda: come ascoltare, diciamo, l'opinione dei territori sul tema dell'occupazione militare. Si è parlato anche magari in futuro di fare, non so, dei questionari o comunque delle modalità di ascolto, per capire come è sentito questo problema, se è sentito, se non è sentito, davvero per evitare di venire qua a fare la lezioncina, se no probabilmente non avremmo neanche fatto questa assemblea, ce ne saremmo rimasti in campeggio, che era molto più semplice. Grazie. Grazie Michele, perché comunque hai posto anche tu un quesito intelligente. Io vorrei infatti magari, come dire, portare avanti quella parentesi che avevo già più o meno espresso durante l'assemblea in aula consigliare qualche settimana fa, affrontando due temi che si inseriscono appunto come risposta un po' alla domanda che pone Michele. Allora, in primo luogo, Lanusei, essendo stato appunto un centro amministrativo e politico abbastanza importante, è stato appunto un centro politico inteso come il posto in cui i partiti italiani in Sardegna prendevano le decisioni per il territorio. Cioè, parliamoci chiaro, qui dal dopoguerra fino a praticamente a pochi anni fa, perché adesso un pochettino le cose stanno iniziando a cambiare, i due partiti principali italiani, Democrazia Cristiana da una parte e Partito Comunista Italiano dall'altra, avevano tantissimi iscritti, c'era una fortissima partecipazione e le persone, diciamo, che facevano a loro avviso politica. Allora io non voglio andare a criticare il passato politico di nessuno, ci mancherebbe altro, non è questo il mio intento, però voglio dire queste cose per fare un'analisi, ossia come è stato portato avanti un pensiero politico a Lanusei. Cioè a Lanusei per anni, appunto, essendo capoluogo della provincia, essendo città importante, noi siamo un paese in cui si prendono determinate decisioni, qua si scelgono i consiglieri regionali, qua si sceglie chi è che andrà a candidarsi per poi andare al Parlamento a Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ha dato, secondo me, ha creato una sorta di mitologia
della Musei. È un'analisi che io sto facendo da un pochettino di tempo a questa parte, che ancora non sono riuscito forse a mettere anche nero su bianco, mi piacerebbe farlo un giorno, perché secondo me è molto importante, va inserito totalmente nel discorso della narrazione che è stata fatta sia della Sardegna tutta, io ovviamente se non di Lanusei mi concentro su questo paese, quindi dalla narrazione che è stata fatta di Lanusei, ossia quasi come se Lanusei fosse una sorta di punta di diamante dell'Italia, dell'italianità in Sardegna. Lanusei è il paese che ha dato in cui è nato Goffredo Mameli, che è colui che ha scritto il famoso inno di Mameli, appunto. Questa cosa è come se fosse una specie di piccolo mantra che è stato messo nei bambini sin da piccoli. Tu sei di Lanusei, tu sei nel paese dell'ospedale, del tribunale, di quello che ha scritto l'inno di Mameli, quindi tu l'inno di Mameli lo devi sapere per forza, perché oltre che essere italiano sei di Lanusei, quindi a maggior ragione devi sapere questa cosa. Io mi sono sempre chiesto un pochettino questa cosa, perché vi voglio fare una piccola parentesi. Io sono nato e cresciuto in Inghilterra, genitori, mia madre di Lanusei, mio padre di Tertenia, poi sono venuto a vivere qua. Successivamente arrivo, dopo aver fatto l'elementare in Inghilterra, arrivo nel primo anno di scuola media a Lanusei, e l'inno di Mameli, questa cosa sembrava quasi come se fosse la pop star del momento. Anche io da piccolo ovviamente magari non potevo capire certi meccanismi, passati gli anni, ora che sono un pochettino più cresciuto, mi rendo conto che quella è una chiarissima forma comunque di inculcamento di un determinato modo di pensare, neanche tanto di un'idea, ma di un modo di pensare. Tu devi sentirti orgoglioso di rappresentare questa bandiera, questo Stato, questa gloria, eccetera, eccetera. Ovviamente dimenticando tutto lo schifo che l'Italia ha fatto a partire dal colonialismo. Lasciamo perdere in Sardegna, dai, facciamo finta che la Sardegna non esista, Libia per dirne uno, ma lo sapete meglio di me. E già lì mi pongo la domanda, ma veramente i lanusei hanno bisogno di questo? Ovviamente secondo me no. Questo poi lo allaccio al discorso della politica lanusei, perché una signora prima, non mi ricordo, forse era seduta lì, adesso non ricordo, diceva magari voi dovreste spiegare un pochettino di più la Costituzione anche. In realtà questo è un lavoro che alla Lanusei è stato fatto forse anche fin troppo, secondo me, cioè nel senso si è creato un altro mostro mitologico, la Costituzione italiana. Già è un mostro mitologico, è come quasi un tabù nei media italiani. Ah, la Costituzione, no, la più bella del mondo, la più giusta, la più... Mauba. Magari l'annau, magari domani, ma non ero scazzata, sa. Queste sono fesserie che ovviamente la politica italiana di destra e di sinistra, devono dire le cose come stanno, hanno sempre cercato di inculcare alle persone per fargli credere che si vive nel miglior stato del mondo, che lo stato sociale è quello in Italia, che il welfare italiano non lo batte nessuno, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo secondo me deve essere Michele, proprio la domanda che facevi tu, questo potrebbe essere già un primo... come dire, una prima goccia da mettere nel vaso da far traboccare. Cercare di far capire che tutto quello che è stato fatto finora in questi anni di politica lanuseina, ossia tenere, come dire, Salvatore l'ha detto bene prima, ha detto tenere un paese di servizi e non di altro. Quando voi andate a leggere, c'è un bellissimo testo che vi consiglio perché parla un pochettino di tutta la Sardegna, che praticamente è un testo dell'800 che fa una spedizione di un membro della marina inglese che praticamente è stato mandato dalla corona inglese in Sardegna per fare un'analisi del territorio dal punto di vista geografico, morfologico, economico, sociale, eccetera, eccetera. E quando tu arrivi alla parte della provincia di Lanusei, che all'epoca aveva una competenza molto più ampia in termini territoriali in Sardegna, rimani un pochettino basito, perché tu scopri che Lanusei, e non me ne vogliano gli erzesi, che ho visto che c'è un mio amico di Jerzu qua presente, all'epoca era il paese del vino e non era Jerzu, come ormai tutti sanno cos'è Calici di Stelle, la cantina Antichi Poderi, eccetera, eccetera. All'epoca Lanusei era una fiorente cittadina agricola, perché quella era l'economia dell'epoca. C'erano tantissimi allevatori, allora all'epoca, se non ricordo male, Lanusei nei paesi del circondario si trovava tipo al terzo posto, perché comunque Arzane, Villagrande e Strisaglia hanno sempre avuto un pochettino lo scettro di questa cosa, però dal punto di vista agricolo è sempre stato in prima fila. Questa cosa poi, con la perfetta fusione, poi con l'avvento del fascismo, il dopoguerra, quindi tutto il processo socio-economico che è stato portato avanti dallo Stato italiano qui in Ogliastra e quindi in tutta la Sardegna, è andata a cambiare, l'economia lanusina è totalmente cambiata. Ovviamente agricoltura ce n'è ancora, ma non è minimamente paragonabile ai dati che c'erano un tempo, se non altro per la quantità.
Quindi già questo sarebbe un pochettino un passo, come dire, la riappropriazione della storia dell'Anuseino. Cioè l'Anuseino medio sa che Lanusei, tombe dei giganti, popolo nuragico, gli Ilienzi, no, bello, poi so che nel 600 è stato scomunicato tutto il paese perché c'erano dei libri che non andavano bene, poi però sono arrivati i Salesiani, loro hanno fatto del bene, dovete sapere che anche i Salesiani sono comunque un'istituzione alla Lanusei perché comunque è vero, hanno fatto veramente del bene in questo posto, nel senso che comunque hanno dato spesso l'istruzione dove non arrivava lo Stato, poi questo può essere discutibile o meno, io non voglio entrare in questo, però tutto questo è un pochettino la sorta di storia mitologica di Lanusei. I Salesiani, poi il fascismo, c'è stato il Podestà, e poi dal dopoguerra la DC, perché la DC ha portato la scuola, la DC ha portato questo. Allora, noi dobbiamo metterci in testa che secondo me in un paese come Lanusei, che sono sicuro che esistono paesi fotocopia in tutta la Sardegna che hanno vissuto la stessa identica dinamica storica, bisogna scardinarlo, bisogna iniziare a fare anche piccoli gesti. Ad esempio, con Salvatore abbiamo fatto 1000 eventi alla Lanusei. Ogni volta che facevamo un evento in piazza Vittorio Emanuele, noi scrivevamo Piazza della Cattedrale. Non scrivevamo mai Piazza Vittorio Emanuele della Cattedrale, perché la chiesa che lì è una cattedrale. Questo può sembrare una tontezza, però alla Lanusei io non ho mai sentito una Lanusei chiamare quella piazza Vittorio Emanuele. Oh bella, ci vediamo in piazza Vittorio Emanuele che andiamo al bar. Magari mai intendi una cosa Icci. Si è sempre sentito a in piazza Iglesia e poi ci facciamo una vasca nel corso, manco via Roma. Attenzione, anche qui è un'altra cosa da... Poi non so se cambieremo anche via Roma più in avanti, magari anche quella sarebbe una cosa bella. Comunque già il fatto che verranno cambiate delle vie con gli orribili nomi dei nostri dominatori, secondo me è già una grandissima vittoria. Tra l'altro sono contento perché è anni che ne parliamo, riuscire a compiere un gesto del genere è veramente significativo. Quindi insomma, alla Lanusei quando tu vai a parlare con le persone spesso ti trovi ad affrontare un pochettino questa, come dire, questo feticcio, questo voler avere la Lanusei mitologica, no perché la Lanusei sta bene, questo paesino collinare così bello che ha un tribunale in cui anni fa è stato fatto un processo importante, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo riuscire a creare, secondo me, anche, passatemi il termine, usando un po' di mitologia ma molto più pratica, lo stesso discorso per il futuro. Ossia, far immaginare i lanuseini come sarà Lanusei, l'Ogliastra e soprattutto la Sardegna del futuro. Perché anche un altro dato rilevante secondo me va detto. Lanusei appunto, essendo stato questo centro amministrativo politico bla 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 super importante nella storia, almeno per quanto concerne questo territorio, spesso si è ritrovato un pochettino in una posizione di presunzione, passatemi il termine, mi rendo conto che non è la parola adatta. Come dire, ma a me me ne frega poco di quello che succede a Locceri, a Girassole, a Baunei, Tertenia e Perdas de Vogu, perché tanto io ho questo patrimonio che ho ereditato dalle persone di Lanusei che si sono fatte il culo in quegli anni, eccetera, 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 non me ne frega granché di quello che succede al di fuori del mio piccolo anello. Questa è un'altra cosa che un pochettino va modificata e che secondo me in questi ultimi anni si sta già iniziando un po' a migliorare, e l'ho notato specialmente per la lotta per l'ospedale, perché lotta per l'ospedale, ad esempio qua abbiamo Veronica che è una nostra compagna, una che ha fatto 1000 battaglie, lei di Tortolì, e andando contro qualsiasi forma stupidissima di campanilismo che purtroppo risiede ancora anche in Ogliastra, lei ha dimostrato che l'Ogliastra può essere un territorio compatto. E quando è che si compatta il territorio ogliastrino? Quando ci sono i momenti di lotta, quando ci sono i momenti in cui noi dobbiamo alzare la testa e dire al potente di turno acaba su gioco, qua dobbiamo cambiare un pochettino la musica. Questa è un'altra cosa che dovremmo iniziare un pochettino anche a smuovere di più. Io ad esempio anche ieri ho parlato con un ragazzo di Ierzu, so che c'è un consigliere comunale a Tertinea, ci sono anche vari altri amministratori in giro per il territorio che sarebbero disposti in qualche modo a formare una sorta di rete, di collaborazione, anche solo a livello simbolico sarebbe già qualcosa, perché in Ogliastra non è mai stato fatto un lavoro di questo tipo, non so nel resto della Sardegna, non sarebbe affatto male portare avanti un lavoro di questo tipo, ma ne butto un'altra. Alla Lanusei quasi nessuno sa chi è Tommaso Serra. Voi sapete chi era Tommaso Serra, ad esempio? Anarchico, famoso, che è nato alla Lanusei. La Lanusei quasi nessuno sa questa cosa, perché alla Lanusei tutti sanno solo che è venuto Don Bosco con i Salesiani. Loro hanno portato il bene, tutto il resto che è stato portato alla Lanusei è un pochettino male. Noi dobbiamo essere veramente bravi, secondo me,
a cambiare un pochettino questa cosa. Mi rendo conto che non è facile, però nelle scuole, con i lavoratori dell'ospedale, con le mamme per la lotta dell'ospedale sono state forse uno dei punti di forza, Veronica, vero? Poi tu magari vuoi intervenire e confermare questa cosa. E anche lì è stato bello perché loro hanno preso in mano il destino dei loro figli e hanno detto no, dobbiamo fare qualcosa. Quindi insomma io ho voluto fare anche un pochettino questo pallosissimo excursus dalla storia lanusina, un pochettino anche per farvi capire come l'anusino vede se stesso, perché spesso bisogna fare l'analisi di come noi sardi vediamo noi stessi, e allo stesso tempo bisogna entrare ancora più nel microscopico, cercare un pochettino di vedere come le comunità vedono se stesse. Se noi applicassimo la stessa identica analisi a Perdas de Vogu, sarebbe curioso vedere come appunto i foghesini vedono se stessi. Salvatore l'ha detto prima e anche altri prima di me, loro non è che non sanno cosa accade, loro non è che non sanno che quella è una diseconomia, lo sanno benissimo, o comunque la maggior parte di loro è cosciente dei danni che certe strutture provocano. Il gioco sta a fargli capire che quella non è una via obbligatoria, che quella non è l'unica strada, non è un vicolo cieco. Il cambiamento è possibile, difficile ma possibile, e sicuramente è innegabile che sia necessario, deve essere una priorità. Io non so, io volevo fare un pochettino questo intervento, infatti per... Non so. È vero, scusate, chi sto prima. Allora, ciao, sono una studentessa di Olbia e farò un breve intervento per quanto concerne la scuola, dato che siamo ben consapevoli dell'importanza che i militari attribuiscono in qualche modo l'indottrinamento già dalle scuole elementari, medie, ma soprattutto superiori. Infatti abbiamo tenuto 2 tavoli per parlare di come contrastare la narrazione militarista all'interno degli istituti, dato che, come ricollegandomi al discorso di prima sul normalizzare una cosa che può essere l'ingresso dei poliziotti all'interno degli istituti, oggi viene vista come una cosa normalissima, che anche vengano a fare sia seminari su una qualsiasi cavolata come può essere la droga, sia vero e proprio orientamento in uscita, nel senso cosa puoi fare dopo le superiori, andare a studiare, vabbè, laurearti e diventare un disoccupato al giorno d'oggi, oppure entrare nella base militare e andare a fare tante cose interessanti. Abbiamo cercato di sviscerare un pochino l'argomento perché la scuola è un'istituzione veramente complessa e ha un'importanza fondamentale per quanto riguarda le basi militari sia in Sardegna ma nel resto dell'Italia. E abbiamo individuato, diciamo, diversi problemi. Il primo è sicuramente la narrazione militarista che viene fatta, nel senso, sì, tu devi abituarti a queste basi che sono qua, non ci puoi fare niente, meglio se non lo sai, perché ad esempio io sono di Olbia, da noi non si sa che ci sono basi militari anche neanche troppo distanti, sia perché è un'ottima alternativa all'università o al cercare un lavoro nel territorio sardo, che lavoro al momento non ne ha, dato che la disoccupazione giovanile è al 57%. Uno di questi, diciamo, dei punti che sono saltati fuori è l'alternanza scuola-lavoro, che non viene fatta nel nostro territorio, però ad esempio nei pressi di Quirra, se non erro, ma anche giù a Cagliari, i ragazzi vengono mandati nelle basi, nelle caserme, nei poligoni a sperimentare queste tecnologie che vengono utilizzate dai militari e così via. L'alternanza è un punto piuttosto ostico, difatti abbiamo stabilito a termine dei tavoli di doverci rincontrare come collettivi studenteschi, ma anche singolarità e associazioni, comunque riguardanti sempre la scuola, per capire come cercare di contrastare questa cosa. Un esempio che è stato fatto è proporre il veto in consiglio di istituto e mettere nel regolamento il divieto assoluto di far fare alternanza ai ragazzi dentro appunto istituzioni militari o forze dell'ordine. Però diciamo che questo punto lo dovremo riaffrontare in futuro, dato che ha bisogno di molta attenzione e molto spazio per discuterne. Un altro è l'ufficio scolastico regionale, che ha un provveditore fascista dichiarato, dunque quello che aveva organizzato una specie di parata e aveva tirato fuori un discorso sull'importanza di preservare la nazionalità italiana, comunque cercare sempre di organizzare contestazioni all'ufficio scolastico regionale, però non abbiamo potuto sviscerare oltre perché appunto c'è la narrazione prima di tutto.
e poi l'orientamento in uscita, che sono appunto gli orientamenti che vengono fatti verso fine anno di militari che vengono a scuola, oltre che spiegare Costituzione, vabbè, e cercare di raccontare diverse cose che dovrebbero essere fatte da professori, propongono e incentivano l'ingresso nei poligoni, cioè l'arruolarsi a fine delle superiori. Non solo, assieme a questo abbiamo inserito, diciamo, abbiamo accomunato la presenza di militari, per esempio nella festa della scienza di Nuoro, se non erro, che appunto hanno il loro banchetto con droni, caccia e cose varie che, diciamo, si parte con la scusa della scienza, delle tecnologie, per poi finire a fare campagna militarista. Per quanto riguarda vabbè, lo lasciamo lì. Per quanto riguarda contestare la narrazione, abbiamo deciso di, come è stato già detto comunque, mi pare che ci troviamo d'accordo praticamente tutti, non arrivare dentro le scuole sia come studenti sia come associazioni, comitati, diciamo dall'esterno, e dire guardate che c'è un problema e la soluzione è questa, nel senso abbiamo le basi che ci tolgono lavoro e ci danno inquinamento e l'unica cosa che possiamo fare è manifestare. No, come è già stato detto, porre delle domande. Insomma, cercare di utilizzare un minimo la maieutica, nel senso dare un input e incentivare quanto più possibile l'autoformazione, nella speranza che si creino diversi gruppi autonomi che possano lavorare nei propri territori in modo, insomma, da soli, senza bisogno per forza di magari compagni che salgono da Cagliari o da un qualsiasi altro territorio per andare a fare il tour di assemblea all'interno delle scuole. Anche perché, per quanto possa essere funzionale a seconda dell'istituto, c'è bisogno che questa lotta diventi popolare davvero e non di questo comitato che va nelle scuole e fa diverse tappe. Appunto, abbiamo deciso di utilizzare gli spazi delle assemblee d'istituto, che sono gli unici momenti purtroppo di dialogo per quanto possibile, che rimangono nelle scuole superiori, e partire da ottobre con una campagna massiccia, nel senso andare lì con diverse presentazioni PowerPoint, materiale multimediale e soprattutto incentivare il dibattito e dire guardate che ad esempio il lavoro viene tolto, se vi interessa possiamo aprire, magari possiamo continuare gli incontri nel corso delle assemblee d'istituto durante l'anno, invitando anche diversi esperti per quanto può riguardare, che ne so, l'ambiente, l'economia, insomma, prendere ogni argomento nello specifico a seconda della risposta che c'è nell'istituto, però soprattutto quello a cui abbiamo puntato è l'autoformazione. Vabbè, oltre a ciò, ad esempio, cercare di creare una rete giovanile tramite una newsletter nella quale ci si può iscrivere nei momenti di assemblea o di dialogo, e soprattutto cercare di portare i giovani oltre la scuola, nel senso non far rimanere questo argomento delle basi militari diciamo, la cosa di cui si parla una volta al mese in assemblea, ma sfruttare magari l'interesse che si può creare a scuola durante le ore di assemblea per riuscire a realizzare degli eventi di socialità auto-organizzata o non fuori, per continuare a parlare di questa cosa, e soprattutto sfruttare settembre, ottobre e novembre per promuovere la chiamata alla manifestazione, che ancora non c'è data, però insomma lo scopo è quello. Poi no, penso che sia questo. C'è l'altro. Chi doveva... Volevo giusto dirvi due cose, visto che hanno già raccontato abbastanza del territorio e sono più esperti di me, sia Salvatore che Nadir. Però, visto che Nadir ha fatto quasi una richiesta di aiuto, no? Sul fatto come possiamo fare, come dobbiamo agire, colgo appunto l'occasione per dire sia a voi che, cioè Nadir sa già ovviamente, però si parla sempre di realtà magari o del paese, cioè ogni comunità, no? Invece per esempio questo lavoro è quello che abbiamo fatto con Aforas Camp, qui presentare in Ogliastra per la prima volta tutto questo, è una cosa molto importante, ed è molto importante che vada avanti col continuo del movimento, come dicevi tu, nelle realtà ogni territorio deve camminare da sé, no? E poi ovviamente
tutti insieme ci ritroviamo sempre, però ogni territorio deve camminare. Quindi penso che l'aiuto, tra virgolette, che chiedeva prima Nadir, sia una cosa reciproca tra i vari territori. E qua diciamo è nato, anche se è veramente appena nato, questa sorta di collettivo, di comitato del movimento Sempre contro le basi, con la sua radicazione proprio nel territorio, che non prende solo Lanusei ma tutta l'Ogliastra. Abbiamo appena cominciato, non siamo in tanti, siamo una quindicina, però per esempio bisogna unirsi con le persone che già sono state sempre attive magari qua a Lanusei, nei vari territori. È molto importante questo, perché quando si entra magari nelle scuole, quando ci si vuole anche solo confrontare con le popolazioni, è molto importante che sia la realtà di un territorio unito, e questo si può ricollegare per esempio alla questione dell'ospedale, della lotta contro la riforma ospedaliera. Ha visto un'unione dei comuni dell'Ogliastra, ed anche questa è una cosa che non si era vista prima, perché purtroppo ci sono ci sono questi campanilismi, queste cose inutili, e quindi bisogna lavorare secondo me molto su questo e continuare su questa strada sempre maggiormente. Quindi ogni cosa che viene pensata in un paese deve influenzare la zona, e quindi mi auguro che da qui in poi si continui a lavorare tutti insieme, e si spera che siamo sempre di più. Era giusto questo che volevo accennarvi. Tutto qui. Cerco di essere veloce, però volevo rispondere all'Ogliastra. Io vengo dal Sarrabus e noi condividiamo una base militare, un problema di dismissione di ospedali, quindi secondo me è molto importante che cerchiamo di fare rete anche fra questi territori, perché è lo stesso, sono le stesse condizioni. E poi che cerchiamo di darci come strumento un po' di queste cose che si stanno elaborando e verranno prodotte da questi tavoli di lavoro, quindi, o da gruppi di studio che vanno a studiare appunto le diseconomie piuttosto che la situazione sanitaria. Quindi è importante che da questo creiamo dei dossier, delle cose che possiamo utilizzare proprio noi quando andiamo a incontrare le persone, a fare le domande e anche ad avere qualche risposta comunque che è di dati, insomma, di cose concrete. Per cui io vedo molto bene i tavoli di lavoro anche portati alla popolazione, cioè cosa si può fare in alternativa. Facciamoci questa domanda, quindi dei momenti così in cui si lascia libera la fantasia. Anche sulle scuole probabilmente anche i bambini sono liberi di sognare, quindi anche su quello si potrebbe intervenire. No, credo anch'io che rischiamo di avviare o iniziare praticamente l'assemblea che dovremmo fare nel pomeriggio di valutazione. Torno un attimo su il problema che è più drammatico rispetto a questa assemblea. Era stata pensata per avere un momento di confronto con la popolazione del territorio, non solo Lanusei, ma anche nei dintorni. Questo obiettivo è fallito. Allora, giusta l'autocritica che fanno i compagni dicendo forse non abbiamo fatto abbastanza per realizzare questa cosa. È probabile che alcune cose vadano corrette. Però io vorrei ricordarvi, usando un episodio che ho vissuto, che questo è il punto più delicato del movimento antimilitarista, il rapporto con le popolazioni, è il punto più difficile. Negli anni 70 facemmo un campeggio antimilitarista alla Maddalena, allora c'era la base USA, e il maggiore fallimento non fu che ci impedirono di entrare con il gommone nel recinto della base dei sommergibili. Lì sapevamo che ci avrebbero fermato. Il maggiore
fallimento fu che quando facemmo l'assemblea in piazza alla Maddalena c'eravamo solo noi del campeggio, cioè quelli del campeggio si erano trasferiti nella piazza della Maddalena e non c'era la popolazione. Non hanno fatto grandi atti di ostilità, ma ci sono stati vicino. Quindi questo è il nodo. Come si fa a far sì che rispetto alla militarizzazione della Sardegna l'intero popolo sardo riesca a fare il passaggio necessario per arrivare a una mobilitazione nazionale sarda? Rispetto ai singoli punti di presenza militare, la popolazione di quei punti riesca a fare insieme agli antimilitaristi, a progettare insieme agli antimilitaristi che portano memoria, portano organizzazione, a progettare un percorso di liberazione dalla base. Questo è il problema che abbiamo di fronte ed è così grave che io lo rivivo dopo gli anni 70 nel 2016 sì, siamo tale e quale, non si è fatto un passo avanti. Quindi immaginatevi quanto è grande questo scoglio. Penso che le cose che abbiamo affrontato durante i dibattiti, i tavoli al campeggio ci hanno dato qualche indicazione. L'intervento nel territorio, passando attraverso un intervento attento nelle scuole, quindi con i giovani, può essere quello, un passaggio che noi non avevamo fatto negli anni 70 e che ora possiamo provare a fare e vedere se questa cosa produce. Perché se no le avanguardie non sono avanguardie organiche. Questo è il nodo. Essere avanguardia, ma essere avanguardia organica, quindi saper leggere, interpretare correttamente i bisogni e costruire insieme alle popolazioni i momenti di lotta. Chiudiamo? Stiamo chiudendo questa assemblea. Allora, io ci tengo a ringraziarvi tutti perché comunque da questa discussione sono usciti degli spunti abbastanza interessanti. Penso sia per voi che soprattutto per noi del territorio, che magari adesso abbiamo anche qualche idea in più da poter sfruttare, da mettere in cantiere, insomma. Io parlavo in questi giorni con alcuni amici che di solito mi hanno aiutato anche in passato con determinati eventi di questo tipo, che poteva essere un'idea, ad esempio, fare un evento il 6 ottobre, perché il 6 ottobre sarebbe l'anniversario dell'editto delle chiudende, che quella forse è stata una delle prime forme in cui i Savoia praticamente hanno, come dire, accertato il loro dominio politico ed economico in Sardegna. È stato forse il primo atto che ha posto le basi per la Sardegna che noi conosciamo oggi. E quello secondo me comunque rientra nella macro area dell'occupazione militare, perché l'occupazione militare non è che inizia dall'altro ieri, cioè, anche questa è una cosa che mi piacerebbe molto approfondire. Potrebbe essere magari anche stasera, se qualcuno di voi, non so, si avvicina a me, semplicemente vuole parlare di questa cosa, eventualmente per fare un evento il 6 ottobre qui alla Nusei, dove si propone appunto un dibattito e anche una vera e propria lezione storica, anche perché anche questo è sempre uno di quei tanti temi, di quei momenti storici che spesso viene dimenticato. Non so, io lancio anche questa proposta, se qualcuno di voi potrebbe essere interessato a un lavoro di questo tipo. A parte questo io comunque vi ringrazio perché veramente siete stati davvero produttivi, pazienti, energici, è bello vedere qualcosa di questo tipo nel mio paese, non lo vedo spessissimo, quindi davvero vi ringrazio dal più profondo del cuore.